Oggi la Chiesa celebra San Graziano. Il nome Graziano ha origine latina e significa che ha grazia. Il 18 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale del migrante. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000, ribadisce l'importanza di urgenti e chiare scelte politiche che considerino sia l'aspetto della convivenza civile che efficaci interventi strutturali ed organizzativi che permettano una reale inclusione sociale di tutti i lavoratori migranti presenti in Italia e nel mondo, favorendo la ricchezza culturale di un territorio e contribuendo all'educazione di tutti gli individui. Vittima di soprusi da parte della polizia, Mohamed Bouazizi decide di darsi fuoco davanti alla folla. Il gesto estremo fa scattare l'indignazione generale e un'ampia mobilitazione in tutta la Tunisia, in seguito battezzata Rivolta del Gelsomino, dal nome del simbolo nazionale. È il 18 dicembre del 2010, primo atto della primavera araba. Ma sapete perché il dolce tipico di Natale si chiama panettone? Tradizione vuole che si tratti della crasi di pan di Toni, un dolce inventato dall'aiuto cuoco della famiglia Sforza, che si chiamava appunto Toni. Creato per rimediare a un pasticcio culinario, il dolce preparato per il pranzo natalizio alla corte di Ludovico il Moro finì per essere carbonizzato o dimenticato nel forno. Così Toni inventa un'idea alternativa che ha fatto la storia. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna transita in Sagittario e si lega a Mercurio. Cosa vuole comunicare questo nuovo messaggio lunare ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, ottime notizie per voi, ne arrivano da tutte le parti e su tutti i fronti. Oggi è una bella giornata per sapere di aver raggiunto dei traguardi ambiti al lavoro, ma soprattutto per rincontrare delle persone che non vedevate da tempo e abbracciare gli affetti in una maniera molto ampia. L'Ariete sembra aver definitivamente riconquistato la sua dimensione sentimentale e professionale. Toro, gioite del fatto che la Luna non è più in opposizione, anche se per la prima parte della mattinata sarà ancora in lite con Urano che ospitate alla fine dei vostri gradi, sembra quasi una condanna, ma non preoccupatevi perché adesso il cielo sembra sgombro e Urano potrà essere utilizzato come traino in avanti per portare avanti determinate faccende che avevano bisogno di una spinta in più. Gemelli, per voi oggi è una giornata in cui Mercurio e la Luna si congiungeranno. Sarete incredibilmente intuitivi, anche se il vostro pianeta per adesso è contro. Sopperirete alla comunicazione che per adesso è un po' fallace e deficitaria, ad un intuito che potrebbe farvi molto gioco. In tutto ciò un'attrazione veramente forte inizia con una persona che non sapevate di avere nel cuore. Cancro, una giornata oggi che vede spegnere un pochino i riflettori, nel senso che la Luna ha dismesso il suo trigono e passa in una dimensione di fuoco, ma si congiunge a Mercurio, per cui oggi vi arriveranno comunque delle notizie importanti e interessanti, o il chiacchiericcio di qualcuno che però chiarisce la situazione dubbiosa in cui versavate. Leone, la vostra giornata oggi è strapiena di trigoni con la Luna, Mercurio, Venere e Sole. Un ottimo inizio, una buonissima giornata. Oggi vi verrà comunicato che ci sono dei grandi progetti per voi e voi non potrete che gioirne. Ottimo in amore. Vergine, la giornata per voi oggi è piena di quadrature, invece per cui la Luna, Mercurio, Venere e Sole sembra un po' essere contro, un periodo un po' complicato in cui dovrete fare un po' di
pazienza, ma verrete compensati verso la fine di dicembre, quando tutto invece si tramuterà in un magico trigono. Cercate semplicemente di essere resistenti e resilienti. Bilancia, per voi tutto oggi è nella casa della comunicazione, per cui probabilmente potreste parlare in pubblico, potreste parlare o essere portavoce per qualcuno, per qualcosa, per tutelare gli interessi familiari, o semplicemente sarete più popolari del solito. Scorpione, la vostra giornata oggi vede delle ottime notizie da un punto di vista economico. Attenzione però agli investimenti azzardati, perché Urano incombe ancora sulla Luna. Mercurio però vuole convincervi a fare un piccolo rischio, correrlo, perché potrebbe anche comportare una lauta ricompensa. Sagittario, giornata oggi strapiena di pianeti e aspetti. La Luna entra nei vostri gradi, vi addolcisce emotivamente e soprattutto, congiungendosi a Mercurio, vi rende in grado di comunicare emozioni e sensazioni. Il partner apprezzerà moltissimo. Capricorno, per voi Marte sta cominciando a carburare, quindi un Capricorno decisamente più dinamico e assertivo. Saturno però, il vostro pianeta, è un po' sotto attacco da Sole e Venere, quindi significa semplicemente che non darete tanto ascolto ai sentimenti, ma andrete avanti e dritti verso il vostro obiettivo finale. Acquario, per voi la giornata è molto interessante, perché la Luna, che fino a ieri era nemica, oggi si trasforma in uno splendido sestile, facendovi compiere un punto di talete tra l'opposizione, appunto, tra Luna e Urano, il che significa che oggi finalmente farete pace con le emozioni, qualcosa del passato finalmente si sana e voi tornerete a essere un pochino più sereni nel campo che vi viene un po' più difficile, l'amore. Pesci, per voi oggi è una giornata in cui la Luna è davvero fastidiosa e urticante, in più tutti i pianeti in Sagittario vi stressano notevolmente. Saturno e Nettuno tengono sì botta, però devono essere un pochino più lesti nell'affrontare la situazione, che esige un decisionismo da parte vostra che non ammetterà tempistiche troppo lunghe. Al 18 dicembre 1976 risale lo storico successo dell'Italia nella 65esima edizione della Coppa Davis, il più importante torneo per le nazionali di tennis maschile. È stata la prima volta per gli azzurri. La squadra era composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli. Scivolosi e lisci, senza possibilità di appiglio, arrampicarsi sugli specchi è impossibile. Si scivola e non si ha modo di proseguire. Per questo si utilizza una simile espressione per dire che qualcuno sta cercando un escamotage, una giustificazione ai suoi comportamenti, che però non quadra più di tanto perché le motivazioni non reggono. Il matto del giorno è il pittore Antonio Laccabue, in arte Ligabue. Si aggira per i boschi e sulle rive del Po, scolpendo animali feroci con la creta del fiume o dipingendoli con pennellate convulse e colori violenti. Ulula, parla agli animali sentendosi uno di loro, soggiorna più volte in manicomio, irrequieto, allucinato ed emarginato. Le tele che un tempo finivano svendute, utilizzate come sgabelli o per tappare le finestre, hanno oggi un valore inestimabile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice. Le feste si avvicinano, ma tranquilli, noi siamo sempre qui per darvi ogni giorno tutte le notizie e curiosità dal mondo. Vi aspetto anche domani. Buona giornata dalla vostra Martina.